Positività tra operatori del team di chirurgia. Il Covid entra al San Martino e fa tremare la sanità bellunese. Un medico, alcuni infermieri ed un paziente sono risultati contagiati dal coronavirus. Immediatamente è scattato il protocollo previsto in questi casi: tamponi a tappeto, isolamento e chiusura del reparto. Per questo motivo, oltre che un controllo immediato come previsto per quanto riguarda anche i pazienti, si è riscontrata una positività anche nell'ambito dei degenti, quindi è scattata immediatamente un'azione volta a mettere in sicurezza il reparto, intendendo i pazienti e ovviamente anche gli operatori. Per quanto riguarda l'attività chirurgica, questa viene temporaneamente sospesa per quello che riguarda l'elezione, quindi intendiamo interventi di day surgery e di week surgery, mentre vengono garantite le prestazioni di emergenza con una riorganizzazione interna. Solo i casi urgenti dunque verranno operati a Belluno. Ovviamente in altre sale operatorie le emergenze, come gli interventi programmati, verranno dirottati all'ospedale di Feltre. Ovviamente, avendo la chirurgia che lavora in complementarità con l'urologia e con la nefrologia, anche queste attività sono state dislocate altrove. Il provvedimento di chiusura varrà per almeno una decina di giorni. Intanto sono in corso le indagini di tracciamento dei contatti per capire da dove il focolaio sia partito. È per ipotizzare la possibilità di un contagio che è entrato dall'esterno su uno degli operatori. Però ecco, la parola definitiva, cioè la valutazione epidemiologica definitiva, sarà fatta nelle prossime ore.